Rapallo conferma il 2019 come data di apertura del nuovo depuratore. A luglio riprenderanno i lavori per le tubazioni dirette in via Betti, a settembre quelli per la posa lungo il torrente Boate. Circa 1000 partecipanti alla quarta edizione della mezza maratona di Chiavari, confermato il successo degli anni precedenti. Presentata la nuova giunta di Sestri Levante, confermati il vice sindaco Pietro Gianelli e l'assessore Lucia Pinasco. L'assessore esterno è Valentino tra le novità, competenza e rinnovamento, descrive così la sua squadra al sindaco Valentina Ghio. Approvato dalla giunta di Chiavari il progetto di restyling completo della scuola di San Pier di Canne, più di 1 milione la spesa, il comune spera in fondi regionali. Prima prova d'esame per oltre 500.000 studenti italiani alle prese con la maturità. Le tracce per l'Ilette, Costituzione Aldo Moro, ma anche l'analisi del testo sulle persecuzioni razziali. Ultimi posti disponibili per il nuovo corso di formazione per operatore sociosanitario in partenza al centro di San Salvatore del Villaggio del Ragazzo, colloqui entro il 12 di luglio. Festa rinviata a Carasco per la nuova passerella pedonale tra le frazioni di Rivarola e Graveglia. Per problemi di natura tecnica il varo è stato riprogrammato. Il Comitato Assistenza Malati Tigullio conclude il tour della sanità con un documento condiviso. Le proposte recepite dal piano sociosanitario della Regione vanno attuate. Parte da Chiavari l'edizione 2018 di Goletta Verde. La campagna di Legambiente punta alla tutela della costa e la sensibilizzazione sui temi del mare. Linea dura di ATP contro l'evasione dal biglietto, controlli a tappeto della Polizia Amministrativa che ha verificato 140 persone. Taglio del nastro a Gattorna di Maconesi per la nuova sede distaccata del Radio Club Levante al secondo piano dell'ex scuola elementare. Attivo sino al 2 settembre il servizio di guardia medica pediatrica offerto dalla Croce Verde di Chiavari. Sarà offerto gratuitamente a tutti i turisti e residenti dei comuni aderenti al progetto. Situazione di stallo con forti incognite per l'asilo Merello di Zoagli. Le famiglie iscrivano i propri bimbi all'asilo. L'appello del sindaco che assicura l'impegno per salvare la struttura. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì. Andiamo a Rapallo per fare il punto sui lavori del nuovo depuratore in fase di costruzione, confermata la data del 2019 come l'apertura dell'impianto. E poi a Chiavari è successo per la quarta edizione della mezza di Chiavari, la mezza maratona che ha attraversato il centro cittadino a cui hanno partecipato circa 1000 corridori e atleti. Sentiamo. Una grande manifestazione, tanta gente coinvolta, ci sono state tante persone chiavaresi ma anche tanti da fuori. Sì, è stata una manifestazione partecipata, mi hanno detto 1000 iscritti, perciò un grandissimo successo. Ci tengo a sottolineare che questa manifestazione comunque dà il via all'estate chiavarese, perciò è un'occasione anche per i cittadini di Chiavari ma anche per i turisti di vedere attraverso anche questa maratona degli scorci bellissimi della nostra città in uno dei giorni comunque più lunghi dell'anno. Siamo davvero contenti, speriamo che gli atleti siano tutti contenti, perché noi va bene contenti, ma devono essere contenti gli atleti, così da avere un buon ricordo e tornare alle nostre manifestazioni. Anche un grande staff con una maglietta tutte uguali, insomma tantissimi per le strade, per il ristoro finale, insomma avete organizzato tutto bene. Sì, è una cosa che non è facile, diciamo, da organizzare, comunque da iniziare. Adesso noi siamo al 4º anno e devo dire che tanti amici ormai ci seguono e ringraziamo, perché ricordiamo che sono tutti volontari, tutte le persone che trovate sul percorso sono tutti volontari e sono fondamentali per noi, cioè per realizzare la cosa, ma anche per la sicurezza degli atleti. Carlo, una vittoria importante ma soprattutto con una dedica particolare. Sì, questa qua è una vittoria dedicata a tutta la mamma che purtroppo 2 settimane fa ci ha lasciati così, senza preavviso. Però questa cosa qua mi ha dato uno stimolo ancora di più per correre ancora più forte, superare i miei limiti, che ho ancora tanto da dare. Come ti sei trovato su questa pista? Allora, io a Chiavari, a me questo posto, come dicevo prima, mi piace tantissimo, mi piacciono tutte le gare, mi piace l'organizzazione, mi piace il posto e anche alla mia mamma piaceva tantissimo questo posto qua, infatti
se fosse stata ancora qui sarebbe sicuramente venuta a vedere la gara, perché lei piaceva tantissimo vedermi correre. Ci auguriamo che venga rispettato questo termine, perché il depuratore ovviamente per la città turistica è una cosa importantissima. Guarda con fiducia alla data del 2019 l'amministrazione comunale di Rapallo per la messa in funzione del nuovo depuratore in fase di costruzione in zona Ronco. In questi mesi il cantiere è andato avanti in contemporanea con quello sul lungomare per la posa delle nuove tubature. Per quanto riguarda la condotta di collegamento tra la passeggiata e l'impianto di pretrattamento di via Betti, gli scavi ora fermi riprenderanno una volta passate le feste di luglio. Per le condotte invece che dal mare salgono al nuovo impianto lungo il letto del torrente Boate si parla di settembre. Intanto Rapallo in queste settimane è tornata alla ribalta della cronaca nazionale per essere una delle decine di località italiane non in regola con la normativa europea sulla depurazione delle acque. La recente sentenza della Corte di Giustizia ha condannato il paese a pagare 30 milioni di euro ogni semestre fino a quando tutta la situazione non sarà regolarizzata, cosa che dal 1991 l'Italia è stata chiamata a fare, ma ad oggi non si è ancora completata. Chi pagherà per queste multe ancora non si sa, o meglio non si sa su quale ente ricadrà l'onere del pagamento, se lo Stato o le regioni. Rapallo intanto spera al più presto di uscire dall'elenco dei cattivi. Finora non abbiamo nessuna comunicazione, c'è il rischio che all'Italia arrivino le sanzioni per tutte le città che non sono adeguate nei termini. Poi vedremo quali saranno le conseguenze, anche le responsabilità di conseguenza. Non credo che il Comune abbia responsabilità dirette, ma comunque se le responsabilità saranno poi di IRA di un altro ente, poi comunque è sempre un danno economico per tutti. Nessuna novità anche sul ricorso al TAR che sta pendendo sul depuratore? No, è al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato non si è espresso, ha rinviato un'altra riunione, ma intanto i lavori vanno avanti in modo deciso. Prosegue anche il lavoro per le pose delle tubature del depuratore. Il collegamento con via Betti sarà fatto nel mese di luglio, poi a settembre inizierà il collegamento della tubazione nel letto del fiume Boate fino a raggiungere la localizzazione dove è in corso di realizzazione il depuratore. La politica amministrativa, nei telegiornali di martedì è stata presentata la nuova giunta del comune di Sestri Levante. Il sindaco Valentina Ghio ha scelto i componenti di quella che sarà la squadra di governo tra conferme e novità. Vediamo. 2 conferme e 3 new entry. Ad una settimana dal risultato elettorale, con la vittoria di Valentina Ghio al primo turno col 52,21% dei voti, il sindaco ha presentato ufficialmente la nuova squadra, rinnovata per il 60% rispetto a 5 anni fa. Iniziamo dalle conferme. Lucia Pinasco, oggi è assente in conferenza stampa, che mantiene i servizi sociali, le politiche giovanili e per la famiglia, lavoro, pari opportunità, istruzione e infanzia. E Pietro Gianelli, che sarà ancora vice sindaco con delega al bilancio. Un dato positivo però in questo periodo è che mi auspico possa avvenire anche per il futuro è quello di poter continuare nella strada di non aumentare la pressione fiscale, di continuare a ridurre nel limite del possibile la spesa corrente e anche a ridurre l'indebitamento come diciamo in questi 5 anni abbiamo portato avanti. Tra le novità, Mauro Battilana, assessore ad ambiente e difesa del suolo, agricoltura, rifiuti, sport, protezione civile e sicurezza. Maria Elisa Bixio, che prende commercio, cultura, sviluppo economico. Entrambi sono stati consiglieri nella scorsa amministrazione. A loro si aggiunge l'assessore esterno Paolo Valentino, chiamato a seguire lavori pubblici, decoro urbano, depurazione delle acque e demanio. Tanto lavoro che è stato fatto, ora c'è anche da mantenerlo e garantire un certo tipo di decoro urbano. E questo sarà uno degli elementi più importanti sulle piccole cose. Poi abbiamo la pratica molto importante del depuratore, che è una pratica che va approfondita in maniera più che opportuna, perché è un'opera che da anni si attende Sestri, ma bisogna farla bene e possibilmente garantendoci che non ci siano problemi. Sicuramente quello che abbiamo già proposto in campagna elettorale, le no tax area e i patti d'aria, poi continuare con la conferenza del turismo, a collaborare poi con le associazioni di categoria per cercare di dare una svolta al commercio a Sestri Levante. La pulizia dei sentieri, che può sembrare magari un aspetto marginale, ma che a mio modo di vedere invece ha ottenuto un grosso risultato, che è stato quello di coinvolgere molte energie presenti in città, associative e non, e quindi su questo vorrei appunto continuare sempre come prima.
L'obiettivo è quello di innovare mantenendo alcuni punti di esperienza e figure che possano dare un contributo anche tecnico ai cambiamenti e alle sfide. A dirlo il sindaco stamani in comune presentando la sua squadra. Valentina Ghio, che sottolinea la presenza di 3 donne in giunta, tiene per sé programmazione urbanistica, edilizia privata, turismo, personale e l'attenzione al tavolo blu e alla pesca. Il primo cittadino ha poi ringraziato gli assessori del precedente mandato, oggi non più riconfermati, Giorgio Calabrò, Paola Bongiorni ed Enrico Pozzo. La scelta è caduta su riattribuire fiducia a Piero Gianelli e Lucia Pinasco, che hanno lavorato bene nel precedente mandato, hanno ricevuto una grande fiducia da parte dei cittadini, degli elettori, e inserire 3 nuove forze appunto all'ambiente, al commercio e anche una persona ai lavori pubblici come Paolo Valentino, che pur essendo da molto che non fa vita amministrativa ha avuto un'esperienza importante nei lavori pubblici, proprio per cercare di avere quel mix di innovazione e di competenza che credo serva alla città. Con la composizione della nuova giunta, tra i consiglieri comunali che subentreranno ci saranno ragazzi molto giovani, dice il sindaco, un segno di rinnovamento e protagonismo delle nuove generazioni. Le deleghe attribuite alla giunta determinano il subentro di 4 nuovi consiglieri, che sono Gabriele Ovindo, Gabriel Dell'Uomo, Daniela Mangini e Andrea Garibotto, quindi un gruppo sicuramente pieno di entusiasmo e che avrà bisogno anche di essere coinvolto e seguito, perché credo che rappresenti un segnale davvero di speranza per il futuro della città. Ora, per la nuova giunta Ghio, è già tempo di mettersi al lavoro. Avremo già la prima riunione di giunta subito oggi per decidere la programmazione del lavoro e il primo consiglio comunale è previsto per giovedì 26, dove ci sarà la presentazione del programma al consiglio comunale della giunta e anche l'inserimento di una pratica relativa ad ATP che anche gli altri comuni soci stanno approvando in questi giorni. La Giunta di Chiavari invece ha approvato il progetto di restyling della scuola di San Pier di Canne a Chiavari. Verranno fatti interventi per una spesa di oltre 1 milione di euro. Restando in tema di scuola, è stato il giorno, mercoledì, per la prima prova d'esame per gli studenti anche del Tigullio e vediamo le tracce e come sono state affrontate da alcuni studenti che abbiamo intervistato. Infine parleremo di formazione con il corso per operatore sociosanitario che sta per partire al villaggio del ragazzo. Vediamo tutti i servizi. Riunione di giunta questa mattina, tra i temi importanti per la città, quello della scuola di San Pier di Canne. Che cosa è stato deciso? Abbiamo fatto una giunta straordinaria e abbiamo approvato il progetto definitivo in linea tecnica di una ristrutturazione complessiva della scuola di San Pier di Canne. La scuola di San Pier di Canne prevede alcune zone dove è ancora presente l'amianto, vogliamo abbattere le barriere architettoniche, migliorare l'efficientamento energetico e fare un miglioramento antisismico. Il progetto, che è stato redatto dall'ingegner Codda, prevede un investimento di 1.100.000 euro e noi partecipiamo al bando dell'assessore regionale Scaiola per avere un contributo da 800.000 euro, per cui la parte del comune sarà di 315.000 euro. Tutto questo scade domani, per cui abbiamo deciso di partecipare a questo bando e siamo fiduciosi sull'esito positivo. Ecco, ora bisogna rimanere in attesa, quanto tempo ci vorrà per avere la risposta e poi eventualmente per partire quei lavori? In base alle richieste che arriveranno in Regione Liguria ci sarà una commissione, nel giro di settembre-ottobre si dovrebbe sapere. In questo momento il Comune non ha le risorse disponibili, la quota parte è 315.000 euro, ci siamo impegnati a trovare nel bilancio 2019. Prima prova dell'esame di maturità. Intanto che impressione hai avuto? L'impressione è quella di un esame abbastanza difficile da affrontare, nel senso che non sei abituato a fare un certo tipo di scelta, perché hai molti tipi di temi fra cui scegliere, comunque hai anche abbastanza tempo con cui ragionare su quello che preferisci fare. Quale traccia hai scelto? Ho scelto la traccia D, che era il tema a carattere generale, era sulla Costituzione, soprattutto in relazione all'uguaglianza sostanziale, all'articolo 3 della Costituzione, e insomma bisognava sviluppare un tema riguardo al tema dell'uguaglianza formale, l'uguaglianza sostanziale. Io ho scelto la tipologia A, quindi analisi del testo, era un brano tratto dal Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. È un autore che non abbiamo studiato, è un autore che di solito non si studia.
e questo forse ha facilitato, nel senso che le domande erano molto concentrate sul testo proposto più che sull'opera nel suo complesso. In linea di massima vi aspettavate queste tracce? Ma sì, in realtà avevo guardato su internet i pronostici, comparivano vari autori, però compariva effettivamente anche qualcosa sulla Costituzione. I tuoi compagni di classe che traccia hanno prediletto? Io ho visto molti saggi brevi, molti artistici letterari, qualcuno ha scelto anche il tecnico scientifico. In linea di massima forse si sono più concentrati sulla prima tipologia, insomma sull'analisi del testo. La vostra leva probabilmente sarà l'ultima che svolgerà l'esame di maturità con questa formula. Ti senti privilegiato o forse penalizzata? Ma la nuova formula a me sembra quasi piacevole, nel senso che hai un lavoro in meno da fare, che è quello della tesina di maturità. Anche le prove scritte cambieranno, toglieranno la famosa terza prova, che per noi è un peso non banale. Un pronostico sull'esito della maturità? Non si sa, incrociamo le dita, speriamo bene, dai, il lavoro c'è, speriamo insomma di avere anche dei buoni risultati, dai, sì. Ultimi posti disponibili per il nuovo corso di prima formazione per operatore sociosanitario in partenza al centro di San Salvatore del Villaggio del Ragazzo. Il corso di 1200 ore, giunto alla 10ª edizione, prenderà avvio il 10 settembre e si terrà tutti i lunedì e giovedì in orario pomeridiano dalle 14 alle 19, mentre al martedì e al venerdì al mattino dalle 8 alle 13, per un totale di 20 ore settimanali. L'esame di qualifica è previsto nel mese di ottobre 2019. La figura dell'operatore sociosanitaria è una figura professionale preposta a svolgere attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona nel contesto sia sociale sia sanitario, favorendo il benessere e l'autonomia dell'utente. Siamo giunti alla 10ª edizione del percorso per operatore sociosanitario che partirà a settembre di quest'anno. È un corso ormai consolidato che vede il Villaggio del Ragazzo impegnato dal 2009 ormai nella formazione di questa figura professionale, che è ancora oggi una figura molto richiesta dal mercato del lavoro. In questi anni abbiamo consolidato una grande esperienza sia a livello didattico sia a livello organizzativo rispetto a questo tipo di formazione, grazie anche al partenariato con l'ASL 4 Chiavarese. Si è consolidata anche una forte rete di relazioni con le strutture del territorio. E come dicevo ancora oggi questa figura è molto richiesta, tant'è vero che nell'ultima edizione finita pochi mesi fa tutti gli allievi hanno trovato un posto di lavoro. Ricordiamo che il corso è riservato a 30 partecipanti, sono ancora disponibili alcuni posti e prossimamente il 12 di luglio verranno effettuati i colloqui di selezione. Per qualsiasi informazione vi potete rivolgere alla segreteria oppure sul sito del Villaggio del Ragazzo per scaricare la scheda bando. Nei telegiornali di giovedì siamo andati a Carasco, dove si sarebbero dovute svolgere le operazioni di varo della nuova passerella pedonale che collega le frazioni di Rivarola e Graveglia. Un varo che è stato riprogrammato a seguito di alcune necessità tecniche. Vediamo però come si è svolta la mattinata dei lavori. Rinvio di un paio di giorni per il varo della passerella pedonale di Carasco. Pochi, infatti, i 4 punti di ancoraggio della struttura in acciaio alla imponente gru che avrebbe dovuto sollevarla e posarla sulle spalle in cemento armato. Le prove propedeutiche al sollevamento vero e proprio, infatti, hanno registrato una flessione troppo rischiosa della campata che avrebbe anche potuto spezzarsi. A questo punto si è ritenuto più sicuro sospendere le operazioni e attendere l'arrivo di un'ulteriore gru che, insieme a quella imponente già posizionata, movimenteranno il ponte. Questo ponte è una campata unica, struttura metallica, una lunghezza, una luce complessiva di 70 metri, un ponte ad arco, l'arco ha un'altezza di 5 metri, il peso complessivo è di circa 63 tonnellate. È un'opera fondamentale per quello che è avvenuto dal 2013 che la struttura era chiusa. Tra le date più probabili si parla di martedì prossimo, meteo permettendo. Tante le persone che prima al mattino e poi al pomeriggio hanno assistito alla preparazione del varo. Un'opera molto attesa dalle frazioni di Rivarola e Graveglia, quella della passerella pedonale, per la cui buona riuscita si è sicuramente disposti ad aspettare qualche giorno in più. Questa struttura ha un significato importante perché riusciamo a collegare di nuovo 2 frazioni dove hanno bisogno di servizi, perché ci sono servizi su Rivarola e servizi su Graveglia. Così c'è un'interconnessione
connessione e oltretutto andremo a ripristinare la famosa via dell'Ardedia, che è una via importante. Da quando è stata realizzata aveva un flusso di biciclette, però poi con quello che è successo si è dovuto chiudere il ponte e pensare a farne uno nuovo. Sarà garantito anche l'accesso ai mezzi di sicurezza in caso di allerte e quant'altro? Sì, solo in caso di allerte e quant'altro sarà garantito l'accesso ai mezzi e non faremo sconti se troveremo qualcuno che non ha l'autorizzazione ad attraversare. La sanità adesso con l'incontro conclusivo a Chiavari del tour del Comitato Assistenza Malati Tigullio sul territorio per raccogliere e recepire le istanze da inserire all'interno del libro bianco della sanità che si è andato componendo. E poi in tema di ambiente ha scelto Chiavari, Goletta Verde, la campagna di Lega Ambiente che attraverserà tutti i mari della nostra penisola per portare avanti i temi della qualità delle acque e il rispetto dell'ambiente marino. Vediamo. Un viaggio sul territorio per condividere un progetto sulla sanità nel Tigullio. Il Comitato Assistenza Malati Tigullio lo ha promosso a partire da gennaio con 7 incontri dislocati in varie zone del territorio. Si è partiti da Chiavari, dove è stata lanciata la proposta ad amministratori e operatori del settore. Le tappe successive hanno toccato la Val Fontana Buona con l'incontro a Calvari, la Valle Sturla e la Val Graveglia a Carasco, per poi spostarsi in Val Petronio e Sestri Levante. Infine il Tigullio occidentale con Santa Margherita Ligure e successivamente Rapallo. L'intenzione degli organizzatori è stata quella di recepire le istanze del territorio nella sua estensione e diversità per arrivare a redigere le proposte concrete che valorizzino quest'area decentrata rispetto al capoluogo Genova, ma non per questo meno importante. Ho questa sensazione che nelle stanze dei bottoni non si voglia sviluppare, non si voglia migliorare la sanità in periferia, che si voglia accentrare nel capoluogo, e questo non va bene. Noi abbiamo lavorato, ci siamo dati da fare, raccogliamo fondi, ci battiamo eccetera eccetera e vogliamo migliorare la sanità qui nel Tigullio, perché da Genova alla Spezia ci vuole una buona sanità nel Tigullio. Ne è scaturita una pubblicazione che sostanzialmente rimarca quella che il Comitato aveva lanciato con un incontro pubblico nel 2015, ripresa dal piano sociosanitario approvato dalla Regione Liguria nel 2017. A rafforzare il documento la coesione di intenti tra più realtà del territorio, incontrati in questi mesi, con capofila i sindaci del Tigullio. Il tema di questa sera è stato: i sindaci sono una parte importante per la difesa della sanità nel nostro Tigullio, quindi bisogna che si impegnino. Noi ci rivolgiamo ai sindaci affinché facciano sentire la loro voce nella conferenza dei sindaci e in regione, indipendentemente dal partito a cui appartengono. Qui non ci sono partiti, i malati non hanno partito, sono ammalati, quindi vanno aiutati, e per aiutare i malati ci vuole una buona sanità. Per la buona sanità ci vogliono delle buone strutture, ci vogliono dei buoni medici. Questo è quello che chiediamo. Partirà da Chiavari quest'anno il periplo di Goletta Verde, la campagna in Lega Ambiente che si occupa di sensibilizzare e di informare sui temi del mare e sulla tutela della costa. Partire dal Golfo del Tigullio per la sua doppia natura, marina e montana, in ottica di una migliore integrazione tra costa ed entroterra. Il viaggio della Goletta proseguirà con 22 tappe, che toccheranno tutte le regioni costiere italiane, fino ad arrivare a Trieste l'11 agosto, dove ci sarà un bilancio complessivo dell'attività svolta. L'allarme che noi lanciamo riguarda negli ultimi anni la foce dei torrenti e la foce dei fiumi. Purtroppo esistono ancora dei problemi di depurazione, in particolare nel periodo di luglio-agosto, quando sulla nostra costa si riversano decine, migliaia di persone. Noi vediamo il numero dei residenti nei comuni che a volte decuplica se non di più, e questo ovviamente appesantisce il sistema infrastrutturale della depurazione, che a volte purtroppo non risulta essere adeguato, e infatti anche nel periodo estivo vediamo talvolta sindaci costretti a vietare la balneazione. Goletta Verde negli ultimi anni si è occupata anche della cosiddetta marine litter, cioè dell'inquinamento del mare, delle nostre spiagge, dovuto ai rifiuti che hanno diversa provenienza, ma sono comunque evidentemente di origine umana. In particolare abbiamo visto l'80% di questi rifiuti è composto da plastica. Questa plastica purtroppo a causa
causa dei moti ondosi, del vento e del mare si riduce, arriva a diventare di una dimensione inferiore ai 5 mm, in questo caso parliamo di microplastiche, possono appunto inserirsi anche all'interno della catena alimentare e quindi il rischio di ritrovarsi sulle proprie tavole. C'è abbastanza sensibilizzazione rispetto al tema nei non addetti ai lavori e quali cose possono fare in piccolo per non inquinare le acque? Noi vediamo una sensibilizzazione crescente dal nostro punto di osservazione. Devo dire che quest'anno in Liguria, in particolare grazie agli interventi condotti con il volontariato e con il volontariato aziendale, abbiamo raccolto davvero tanta spazzatura e dal nostro punto di vista questa è una utile e profonda sensibilizzazione. Ognuno di noi può contribuire ovviamente facendo intanto bene la raccolta differenziata nelle proprie case, cercando di comprare prodotti che abbiano pochi imballaggi, ricordando appunto che il conferimento di qualità della propria spazzatura permette di reinserire queste materie che sono vere e proprie materie prime e seconde, materiali post consumo che possono essere inseriti nuovamente in un ambito virtuoso che è quello dell'economia circolare. Siamo così arrivati alla giornata di sabato, abbiamo parlato di trasporto pubblico con i controlli a tappeto anti-evasione messi in campo dall'azienda trasporto pubblico locale su alcune linee della costa. Ha confermato intanto un nuovo incontro in Val Fontanabuona a Moconesi per fare il punto sul servizio in vallata. Parleremo poi del taglio del nastro a Gattorno, della nuova sede distaccata del Radio Club Levante a cui fanno riferimento una trentina di volontari. E infine parleremo del servizio di guardia medica pediatrica che ritorna anche per quest'anno, questa volta offerto dalla Croce Verde Chiavarese e sarà gratuito per tutti i turisti residenti nei comuni che aderiscono all'iniziativa. Vediamo. 140 persone controllate, 18 verbali elevati, di cui 5 incassati a bordo. Sono i numeri della prima serata di controlli a tappeto messi in campo da ATP sulle linee 4, 5 e 98 tra Casazza Ligure, Seste Levante e Chiavari a partire dalle 20:30 e fino alla mezzanotte. Una campagna estiva anti-evasione annunciata e messa in atto con una squadra composta da una mezza dozzina di agenti verificatori su mezzi in circolazione, in particolare la sera e la notte, quando la percentuale di passeggeri che viaggiano senza permesso di viaggio risulta più alta rispetto al resto della giornata. Così è stato. I controlli continueranno per tutta l'estate, sempre in collaborazione con la Polizia di Stato e con le diverse polizie municipali, ieri sera quelle dei comuni interessati, per un'attività che ha anche lo scopo di prevenzione e sicurezza. Se l'attività di verifica interesserà in particolare le linee costiere, non cala l'attenzione sulla qualità del servizio offerto anche nell'entroterra, in questi mesi in difficoltà per una serie di guasti che hanno interessato i mezzi, specialmente in Val Fontanabuona. E proprio qui, per ascoltare le esigenze di questo bacino di utenza, è stato organizzato un nuovo incontro con la popolazione che si svolgerà come il primo a Moconesi nel Palazzo Comunale mercoledì prossimo. Non sarà altro che una riunione pubblica dove ci sarà un confronto tra vertici di ATP che mi hanno già assicurato la loro presenza e gli utenti, in cui si discuterà degli eventuali, ma io posso già dire reali miglioramenti che ci sono stati rispetto alle promesse della riunione precedente. Quindi andremo a verificare che cosa si è fatto e che altro si potrà fare in futuro. Che cosa chiede in particolare il servizio in vallata? Un potenziamento, che non si rompano le corriere, quella è la cosa principale, quindi sicurezza, ma ripeto, ATP, e ce lo dirà direttamente ATP, pare abbia già fornito risposte concrete. Se le richieste erano ABC e ABC sarà stata soddisfatta, chiederemo anche E ed F. Dove si svolgerà? Chi è chiamato comunque a partecipare? Mercoledì prossimo, ore 20:30, sala consigliare del comune di Moconesi. Ovviamente vertici di ATP da una parte, amministratori che vorranno partecipare dall'altra, però soprattutto nella platea il pubblico e il comitato che si è costituito degli utenti Fontanabuona. Un presidio così attrezzato, formato di persone motivate ed entusiaste, che è cresciuto proprio in questi pochi mesi, perché la sede ci è stata accordata al sindaco Trossarello a gennaio, è stata allestita, è stata trasformata, è stata resa funzionale per la protezione civile, dotata di segreteria, dotata di centro radio e di anche una stanza per eventuale relax dei nostri volontari. Quindi sarà un presidio che sarà attivo sempre negli stati di allerta meteo arancio e rosso e
e collaborerà con i comuni associati col comune di Moconesi, perché hanno le funzioni di protezione civile associata, quindi una maxi convenzione che riguarderà 7 comuni per un totale di circa 20.000 abitanti della zona. Quanti volontari già stanno ruotando intorno a questo presidio? Questo presidio è nato, diciamo, con circa 8 volontari che erano disponibili a residenti in zona. Questi ragazzi hanno fatto una campagna, abbiamo fatto un tam-tam qui su Tribogna, Neirone, Favale, eccetera. Oggi come oggi contiamo su 25 unità. 25 unità motivate, preparate, appunto, se la cosa molto importante, perché in protezione civile non improvvisiamo mai, non si deve improvvisare. Moconesi sarà il comune capofila di una convenzione che vede diversi comuni coinvolti. Sì, Moconesi è capofila di questa convenzione che racchiude Lomarzo, Tribogna, Favale di Malvaro e Neirone. Per chi volesse affrontare questo percorso, che è anche di crescita personale, diventare volontario di protezione civile, come può fare? Sicuramente può contattare, può andare sul nostro sito, sulle nostre pagine Facebook, sia del gruppo proprio qua di Moconesi o comunque dell'associazione stessa, venire qui in sede, sì, poi lì sarà spiegato poi tutta l'attività che faremo qua sul territorio di Moconesi. 354 gli interventi messi a punto dalla Croce Verde Chiavarese nel 2017 nell'ambito del progetto di guardia medica pediatrica estiva. Il servizio torna anche quest'anno ed è attivo da oggi, sabato 23 giugno, fino al 2 settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 19. I comuni che hanno aderito al progetto sono Chiavari, Casarza Ligure, Cogorno, Leivi, Ne, San Colombano Certenoli e Sestri Levante. Mirko Bettoli, presidente della Croce Verde Chiavarese, spiega quali sono i servizi offerti. I servizi offerti sono appunto quelli di ambulatorio medico pediatrico per tutti i residenti e turisti del comprensorio del Tigullio. Per i residenti e ospiti dei comuni aderenti il servizio è completamente gratuito, per i residenti invece dei comuni non aderenti al progetto viene richiesto un contributo, un pagamento per la visita medica pediatrica. Vi occuperete di tutti i tipi di interventi o soltanto alcuni in particolare? Ma in generale di tutti gli interventi possibili, cioè che siano praticabili a livello ambulatoriale, quindi di guardia medica pediatrica, certo. Quindi anziché andare al pronto soccorso si può venire appunto alla Croce Verde? La finalità del servizio è appunto quella di sgravare il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna da interventi che possono essere gestiti tranquillamente a livello ambulatoriale. Questo tipo di servizio va avanti dal 2005, come è andata gli anni scorsi? È un servizio che è andato in crescendo, l'anno scorso, come 2017, sono stati svolti oltre 350 visite. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. La linea va adesso al nostro approfondimento e verterà sulla situazione dell'asilo Merello di Zoagli. La fondazione si trova in difficoltà e non sa se potrà riaprire l'attività a settembre, per questo ha chiesto l'intervento delle istituzioni, il sostegno delle istituzioni. Risponde anche il sindaco, che assicurerà comunque il suo appoggio affinché a settembre le iscrizioni possano essere concretizzate. L'appello arriva anche dai genitori che chiedono che questa struttura non chiuda. Vi lascio dunque al nostro approfondimento. Al termine finisce questa edizione del TG Guardando la Settimana, appuntamento che ritorna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una condizione economica difficile, decisioni passate che hanno portato ad un progressivo impoverimento delle risorse a disposizione, la decisa volontà di mantenere vivo un servizio, quale l'asilo, che altrimenti il Comune e le sue famiglie non avrebbero più. Sono giorni difficili per la scuola materna Merello di Zoagli, alle prese con una situazione finanziaria molto delicata che mette a serio rischio il futuro di una realtà che nel 2019 sono diverse le cause che hanno portato a ciò, dall'apertura del micronido nel 2013, gestito interamente dalla fondazione e i cui costi sono stati ben superiori alle entrate, la perdita dell'appalto mensa per le scuole del comune, l'alto costo del personale e ancora la vendita nel 2003 del terreno sul quale poi il comune ha costruito l'autosilo interrato e il campetto di calcetto, la cui gestione e i costi solo di quest'ultimo sono rimasti a carico della fondazione. A complicare il tutto una causa di pignoramento avviata dopo la denuncia di 2 dipendenti che si erano licenziati lo scorso anno. Domani sarà l'ultimo giorno di attività per i 12 bambini attualmente iscritti. L'asilo gestito dalla fondazione non sa ancora se a settembre potrà ripartire, ma le soluzioni per uscire da questo potrebbero esserci. Ci vorrebbe un aiuto logicamente
ovviamente l'aiuto da parte della regione, da parte del comune, da parte di chiunque riesca a fare qualcosa. Una delle cose potrebbe essere per esempio la vendita del campo sportivo, col senno di poi forse potrebbe essere un modo per ripagare l'asilo del danno che ha dato l'acquisizione del campo sportivo. Di sicuro il costo del personale, che prima era alto, si è ridotto, anche perché obiettivamente adesso abbiamo poco personale, però partendo anche dall'ottica di una prossima riapertura a settembre con 2 maestre e ancora alcune persone tipo la cuoca eccetera, di sicuro con contributi comunali e anche regionali potremmo riuscire a mantenerla in piedi questa struttura, però ci vuole uno sforzo di buona volontà in questo momento per poter ripianare tutti i debiti fino ad ora. L'iniziativa del Comune sicuramente ci deve essere, naturalmente ci deve essere con l'iscrizione, perciò tutte le famiglie debbono iscrivere i bimbi, perché un asilo senza bimbi non può essere un asilo. Che margine di manovra ha il Comune per comunque aiutare questa realtà? Se fosse comunale non ha margini ma ha obbligo, perciò non c'è nessun problema. Siccome l'asilo è una struttura, una fondazione a regime privato, perciò è un ente privato, perciò il Comune non può elargire fuori dalla legge soldi dei cittadini di Zoagli, darli a un privato anche se ha un aspetto sociale. Chi gestisce un asilo della tipicità di quello di Zoagli è come quello di Sant'Ambrogio, ha 2 leggi. Una è la 15, quella che va dai bimbi di 3 anni a 6 anni, noi lì stiamo versando ai bimbi 1.270 euro a bimbo, tenendo presente che forse è il più alto d'Italia. Sicuramente da Bogliasco a Moneglia è il più alto che ho verificato, perciò noi versiamo e lì dove la legge ce lo permette possiamo anche aumentare. Naturalmente questo lo dobbiamo dire in maggioranza, consultarmi con gli aspetti legali, perché solo con la legalità riusciamo ad andare avanti. La struttura è disposta anche a mettere in vendita una parte del suo patrimonio immobiliare, come il campetto che sta attualmente gestendo. Questo potrebbe risollevare, comunque dare un po' di respiro. Il Comune in questo caso potrebbe affiancarsi o meno alla decisione. Ma questo è una cosa da valutare, sicuramente potrebbe essere un'opportunità per gli aspetti pubblici. C'è preoccupazione per le sorti dell'asilo? Sì, moltissima, e io volevo sapere questa cosa, visto che abbiamo fatto una recita e è venuto il sindaco, gentilissimo, a una domanda di una mamma se l'asilo rimarrà aperto o chiuso. Ha detto che l'asilo rimarrà assolutamente aperto, che è sua volontà e comunque in ogni caso non ha facoltà di farlo chiudere, però noi genitori ne prendiamo atto e siamo felicissimi di questa cosa, però in realtà vorremmo poi sapere nella pratica se i nostri figli il 1° settembre possono venire all'asilo qui, quindi se li possiamo iscrivere, anzi mio figlio in realtà è già iscritto, però io vorrei gentilmente la certezza di sapere se effettivamente il bambino viene qui all'asilo o se mi devo trovare un altro asilo. Qui si trova bene il bimbo? Benissimo, è stato forse l'anno migliore che abbiamo fatto, mio figlio già 3 anni che appunto fa l'asilo, ne deve fare ancora un anno, essendo di aprile, ma veramente è stato l'anno più tranquillo, più sereno, più gioioso che abbiamo fatto, con 2 maestre, devo dire, favolose, con cui ci siamo trovati benissimo. Per chi abita a Zoagli, per il territorio comunque è un servizio importante, la perdita sarebbe un grave problema. Ma certamente è l'unico asilo di Zoagli, è l'asilo proprio di Zoagli, poi certo c'è anche un altro asilo a Sant'Ambrogio, comunque è un asilo privato questo, ed è un asilo comunque per noi che siamo qui in centro molto più scomodo. Questo è proprio l'asilo di Zoagli, è una struttura meravigliosa che hanno visto tantissime persone, che ha 100 anni,
è uno splendido asilo con la possibilità di fare 1000 attività all'aperto, orto, di tutto, e voglio dire, secondo me è proprio un patrimonio del paese. Un paese senza asilo è veramente un paese più povero.